Festeggiare San Giovanni Bosco per la famiglia religiosa del Verbo incarnato è una cosa di fondamentale importanza. San Giovanni Bosco è uno dei patroni della nostra famiglia religiosa, perché da lui prendiamo il sistema di evangelizzazione ed educazione dei giovani e dei bambini, che mettiamo in atto tramite gli oratori. L'oratorio è il luogo nel quale i giovani e i bambini trovano un ambiente religiosamente fervoroso e moralmente sano. Nell'oratorio vogliamo che i bambini e i giovani trovino un ambiente di famiglia, di gioia e libertà, di carità, senza tralasciare l'aspetto educativo e religioso. Don Bosco infatti con l'oratorio si proponeva di formare buoni cristiani e onesti cittadini e per questo aggiungeva che solo in questo modo si può realizzare radicalmente il bene della popolazione di un luogo. Il fine dell'oratorio è la salvezza della propria anima. Per questo motivo Don Bosco lavorava affinché i giovani potessero arrivare in paradiso. È famosa infatti la sua frase che diceva: «Il più bel gioco che mi piacerebbe fare è di poter condurre 10.000 giovani in paradiso». Per questo con l'oratorio noi ci proponiamo di allontanare i giovani dal male morale, che è il peccato, e di avvicinarli sempre di più a Dio, a farli crescere nella sua grazia, al fine di aiutarli a salvare la propria anima, in uno spirito di allegria e di gioia che è proprio dell'oratorio.